le regole del padel. Come vedete la sovraimpressione, Abby Schmidt, Nucleon e San Marco, i partner di questo Open. La sovraimpressione vi dà anche il come sono formate le coppie, tutti italiani, mentre nella precedente semifinale c'era anche un giocatore spagnolo. Siamo veramente agli sgoccioli perché gli ultimi dettagli, gli ultimi suggerimenti. Sicuramente una finale sudata, la giocheranno con ardore i ragazzi. E inizia. Battuta di Volpin, smasha forte Chiara Dia e conquista il primo 15 in questa finale. Errore di risposta di dritto da parte di Matteo Greco, 30-0. E Volpin apre poi a una risposta che mette Chiara Dia in condizione di smashare forte al centro. Lob di Chiara Dia. Una Chiquita prova lo smash. Matteo Greco che finisce purtroppo a rete. Al servizio Jacopo Crini. Lob Volpin. E non riesce a tirare sulla palla dall'angolo di destra. Ha messa bene Matteo Greco. 15-0. Errore sulla prima di servizio da parte di Crini. La seconda è buona, ovviamente. L'ha messa bene, bravo. Jacopo Crini l'ha messa nell'angolo con la giusta misura. Chiara Dia non è riuscito a recuperare, a fare il controparete. E 30-0 nel secondo game. Non riesce a tirarla su Chiara Dia. Aveva un giro ingannevole. Stiamo giocando a un bel ritmo, soprattutto la coppia Crini-Greco è partita forte. Chiara Dia in risposta di rovescio finisce a vetro. Uno pari e si va. Terzo game. Sempre pericoloso il rovescio di Chiara Dia. E la prova giusta e la trova Chiara Dia, una palla veramente insidiosa che si è infilata nell'angolo a sinistra di Crini. Sul 30-15, terzo game, al servizio Chiara Dia. E anche questa, errore di Crini. Trova la parete. Furbo
Il colpo di Volpin che mette in difficoltà Greco nell'angolo di destra e porta a casa il secondo game. Siamo al gioco numero 4 e al servizio Matteo Greco. Al lobo Volpin, contro parete, la mette morbida Greco e trova l'errore di Volpin, va a prendersi il primo 15. Comoda ma riesce a prenderla. Jacopo Crini non trova pronto Volpin. 30-0. Ci prova con lo smash e fa, dire che ha fatto una specie di miracolo, gran colpo di Volpin che l'appoggia a rete, la smorza e va a prendersi il punto. Prova l'uscita di parete Crini, però alla fine devono cedere il punto a Chiaradia Volpin. 30 pari. E la rete questa volta ha giocato a favore in un punto e a sfavore nell'altro. Trovano il 15, 40-30 per Crini Greco. E questa è la classica situazione in cui si va in due sulla palla e con un po' di timidezza alle volte si rischia di finire a rete. Di nuovo si trovano, ma la mette fuori con un bel per 4 Matteo Greco. Hanno avuto un paio di volte la situazione di imbarazzo sul chi va sulla palla. Forse devono un po' quadrarsi su questa cosa perché rischiano di regalare dei punti. Alza il lob, Chiaradia. Fase intensa di scambi. Tengono bene la rete Crini e Greco. Va con la vibora vincente, un bel colpo di Matteo Greco. Costringe all'errore Alessandro Volpin. 2 pari e al servizio Volpin. L'uscita di parete di rovescio di Chiaradia è sempre pericolosa. Prova il rulo. E riprova, è un gran bel colpo di Jacopo Crini che trova il 15 in questo game. Ricordo che siamo in diretta su Padel Base TV dal Dica Padel Center di Pordenone. È un bel livello di padel, c'è ardore in campo. (30-0). 0-30, scusate. E ci prova con la cicchita Crini, ma non riesce a superare il nastro. La palla si ferma lì, regala un 15. 15-30. Alza il lob, Crini, risposta velenosa di Chiaradia di rovescio in uscita di parete. E bella risposta, bel punto di Jacopo Crini che castiga con una volée che termina nell'angolo a destra di Volpin. Troppa forza in questa risposta di rovescio di Greco. Finisce a parete.
Gestito bene la transizione di posizione. Aveva aperto bene lo spazio, ci ha provato. Jacopo Crini. Intensissimo scambio che prosegue. E purtroppo per Greco il rovescio di Chiara Dia è un rovescio importante che trova il punto e porta il vantaggio alla coppia Chiara Dia Volpin, che si porta a casa il game con questo servizio che ha ingannato Jacopo Crini, che vede impegnate le coppie Chiara Dia Volpin contro Crini Greco. Crini dopo il campo e la rete aiuta a portare a casa un 15, aiuta Greco. Coppia colorata, Chiara Dia Volpin. Invece Severi in nero, Crini Greco. E c'è l'errore di Jacopo Crini, ma ha avuto il suo bel da fare per uscire dalla risposta di Volpin. Perde la misura Riccardo Chiaradia in questa risposta di rovescio. 30 pari. Anzi, scusatemi, 30-15. Anzi, 40, 15-40. Ci prova con la vibora Crini, ma finisce a rete. 30-40. La rete aiuta in questi casi e la griglia aiuta più che altro in questi casi, perché l'errore di Volpin porta al 3-3. Al servizio Chiaradia. Palla sporca di Volpin. La mette morbida e la scelta giusta, quella di Chiaradia, che la mette al corpo. Crini difficilmente riesce a trovare la misura della risposta. C'è per 3, ci prova Jacopo Crini. Come vi dicevamo prima dell'inizio del match, nella finale è consentito il gioco fuori campo, quindi dove ci fosse un per 3 il giocatore è autorizzato ad uscire e andare a tentare il recupero. Un bel lob nell'angolo, uscita di parete difficile perché tocca la griglia. Non ha trovato l'angolo giusto Volpin. Il punteggio è sul 30-15. Ancora un lob. Arriva la vibora di Volpin che spinge e trova il per 4 perché in uno scambio così veloce Greco non è riuscito a gestire bene la risposta. La palla era lì e una palla del genere chiama un per 4. Senza pietà Volpin. Cerca un angolo importante. Chiuso nell'angolo da Jacopo Crini, intelligente la giocata di Crini che costringe all'errore Chiaradia. Una bella cornice di pubblico oggi pomeriggio qui al DK del Center. Alza il lob Crini e trova l'errore di Chiaradia che prova a forzare lo smash da fondo campo, ma non sempre riesce, è un colpo difficile.
break point. E noi siamo anche pronti per l'ottavo game. Come vedete in sovraimpressione conduce 4-3 la coppia Crini-Greco. Servizio Greco. Alza il lob Volpin. Bella vibora di Greco che trova impreparato Volpin. Lascia andare troppo il braccio e trova la parete. Appoggia un po' troppo il colpo Crini e purtroppo finisce in griglia. Regala un 15 così. La direzione era corretta, l'idea era buona, la forza un po' meno. Bella vibora per appoggiarsi. Cosa ha tirato su? Cosa ha tirato su? È uno scambio bellissimo di questo, merita tutto l'applauso del pubblico. Ha acceso la modalità aspirapolvere, Crini ha tirato su una palla impossibile. Peccato perché si era aperto benissimo lo spazio sulla destra, Greco. È una bella partita ragazzi, è una bella finale. Lasciatemelo dire. È davvero una bella finale. Lo mette nell'angolo, ma quel rovescio di Chiara Dia questa volta non riesce a rimanere in campo, tocca la griglia. Siamo sul 40-30 al servizio Greco. Belle risposte di rovescio di entrambi, tengono bene la rete e trova la griglia la risposta di Chiara Dia e quindi 5-3. Crini e Greco si portano avanti, hanno 2 game di vantaggio su Chiara Dia Volpin al servizio Volpin. Lo smash di Chiara Dia contiene tutta la rivalsa di qualche punto perso prima. Bella vibora, violenta, ma ha saputo rispondere bene Jacopo Crini. Trova l'errore poi di Chiara Dia. Ormai l'ho detto un paio di volte, ma anche se può sembrare un termine desueto, c'è ardore in questa partita. Tanta concentrazione. Entrambe le coppie stanno battagliando bene. Di Volpin trova la risposta di Crini che nel colpo successivo si appoggia alla rete, ma la rete gli restituisce indietro la palla. All'ultimo momento e al servizio abbiamo Jacopo Crini. Lasciatemi dire che era prevedibile perché era un colpo difficile da andare a recuperare. Bel colpo di Chiara Dia. 0-15. Con personalità. Volpin va a prendere, a rispondere di rovescio, probabilmente ha tolto un attimo di concentrazione a Chiara Dia che ha
sbagliato sull'ultimo colpo, e un 15 pari. Mette a segno Chiaradia. Parlano bene, comunque si sanno dare le indicazioni nel modo corretto, c'è la giusta sintonia tra i giocatori, sia da una parte che dall'altra. L'importanza di una buona comunicazione, ma questo è uno smash che non lascia repliche. Volpin la mette con la potenza giusta, col taglio giusto, la palla torna nel suo campo senza permettere agli avversari la possibilità di intervenire nel gioco. È troppa la forza di Greco che fa finire la palla a parete. Comunque il livello di qualità di questo game, di questa finale, lo si può determinare tranquillamente dall'altezza della pallina rispetto alla rete. Vi garantisco che da fuori campo è bello anche questo smash di Chiaradia. Dalla prospettiva che abbiamo noi, la pallina viaggia veramente a millimetri sopra la rete, e questo è sicuramente indicazione di grande precisione dei colpi e quindi del livello del match. Siamo sul 15 pari, 5 pari al servizio Chiaradia. Non esagera, ma trova l'aiuto della rete. Volpin ci prova, è un po' fuori posizione Greco. La sua risposta finisce a rete. 30-15. Trova l'angolo, ma riesce Greco benissimo a recuperare. Proteggono la rete. Si scambiano di posizione. Hanno gestito bene la transizione. C'è l'errore di Greco che porta sul 40-15 Chiaradia Volpin. Cosa ha recuperato? Bellissimo il colpo di Jacopo Crini. Come dicevamo prima con Sabina, è importante trovare quella dinamica di coppia che ti permette di giocare. Perché se non c'è quella dinamica di coppia, diventa un problema di coppia, no? Coprono bene il campo e la rete. Crini Greco, uscita di parete, è un bel lob. A momenti sembra di stare in un poligono. Partono fucilate. Il primo 15 è per Crini Greco. E palla messo Chiaradia. Un rovescio terribile, ma non terribile nel senso negativo del termine. Terribile per gli avversari. Ciononostante 30-0, errore sulla prima di servizio. Seconda è buona. Volpin prova la volée di rovescio a rete, ma termina a rete il colpo ed è 40-0. Crini Greco. Vediamo se questo game ci porta al tie break. Errore di Crini.
spreca un'occasione. Sono ancora in vantaggio, 40-30. Devono gestire bene questo punto. E lo gestisce bene con un servizio che trae in inganno Chiara Dia e che porta il punteggio sul 6 pari, e quindi è il momento di un tie break al servizio Volpin. Greco spara forte e porta a casa il primo punto in questo tie break. Mette giustamente un lob per recuperare un po' di tempo, ha un altro lob per recuperare un po' di tempo posizione, forza la vibora Chiara Dia e finisce a rete, quindi è 1 pari. 2-0, scusate. Dal lob Greco, Volpin la mette nell'angolo a sinistra, alza ancora il lob Chiara Dia, prova a cercare il punto, Jacopo Crini purtroppo la palla finisce in griglia, regala il primo punto alla coppia Chiara Dia Volpin, servizio Chiara Dia. Non trova la misura dello smash che termina a rete, punteggio 1-3. Non era facile questa palla da prendere, eh? Anticipato controbalza, arriva il per 4 di Volpin che riaccorcia le distanze, il punteggio va sul 3-2 per Greco Crini. Vediamo chi si aggiudica il primo set di questa finale. Ha cercato il colpo al corpo, ma si è spostato giustamente Chiara Dia che trova l'errore nella risposta e punteggio di 4-2 che tra poco finirà nelle mani, nelle tasche, nel portafoglio di una di queste due coppie. Sono colpi difficili da tirare su, soprattutto se si è un po' distanti dalla pallina, è quello che è successo a Chiara Dia. Ha esagerato nell'aprire e è finito in griglia il rovescio. Era scritta, è già successo. Mette in difficoltà Greco, c'è una risposta che si presta al per 4 e Volpin non lascia spazio. E anche questa è un bel colpo. Il punteggio è sul 5-4, Crini Greco al servizio Greco. Scambio prolungato su Volpin, vediamo se insiste, cambia il gioco, va su Chiara Dia e questa è imprendibile, uno smash cattivissimo che resta basso di Greco, gran bel colpo, gran bel punto, 6-4, due chance per chiudere il set, la risposta di Volpini è sbagliata, finisce in griglia, si chiude il primo set con Crini Greco che lo portano a casa dopo una battaglia che è durata 35 minuti.
si riapre con Crini al servizio. Hanno trovato la giusta quadratura Crini Greco per portare a casa il primo set nella finale, adesso si portano a casa anche il primo 15. Alza il lob Crini, la uscita di parete di Chiara Dia, di dritto, si schianta a rete. Basta veramente un angolo di pochi gradi a determinare la traiettoria della pallina. Il punteggio è 30-15. Lavora bene questa Vibora e la risposta di Chiara Dia non è precisa. 40-15. Ostici, La difficile questa perché si appoggia alla parete laterale. È stato bravo Greco. Bello smash. Spara forte Crini, ma non basta, ancora viva la palla, c'è un angolo liberissimo e lo trova giustamente, va a chiudere il punto con cattiveria, con ardore, mi sento di dire. Jacopo Crini che chiude il primo game, secondo, in questo caldo luglio. Secondo game, Chiara Dia al servizio. Non c'è lo spazio per il lob di Crini perché la palla finisce a parete. Dal lob questa volta, misurato giusto, Crini ne alza una, ma questo è battezzato già da principio, lo sapeva. Un per 4 che è servito su un piatto d'argento alla racchetta di Alessandro Volpini. Alza il lob ancora. È una soluzione di gioco che Crini stava utilizzando parecchio e non si lascia perdere l'occasione di infilare un per 4 Volpin. Sarà il quinto per 4 di questa partita. Colpo apparentemente facile, ma di fatto la preparazione che sta prima al per 4 è quella che porta al colpo facile, quindi bisogna spiegare un po' tutta la dinamica di gioco. Spinge forte Volpin che trova il per 3 e non trova la risposta all'esterno di Greco che aveva la possibilità di uscire dal campo, ma obiettivamente era veramente difficile andare a recuperare questa palla. Stanno esprimendo davvero un bel padel. Greco al servizio, trova la rete, non importa, è la prima di servizio, la seconda è buona ovviamente, calibra male, Volpin trova, sul rovescio trova la parete, si arrabbia parecchio tra l'altro, sente la responsabilità, è uno scambio bellissimo. È davvero uno scambio bellissimo. Ve lo dico in anticipo, era uno scambio bellissimo. Questo era un grande scambio. Bravi ragazzi. Davvero bravi.
Posta di dritto, di Volpini, lungolinea, scambio intenso, tengono la rete, apre il gioco Volpini e purtroppo la risposta di Greco non è nella misura corretta, arriva a parete. Era una palla difficile, era davvero una palla difficile, è stato bravo Greco. E diamo il via al quarto game. C'è stato il cambio campo, come avrete notato, schiaccia forte Chiaradia, prova a recuperarla Creni, ma non riesce a rimetterla in campo. Che risposta di Creni! È l'errore di Volpin che regala il 15. E non c'era modo di fare altro qui, se non fare il punto in questo modo. Con cattiveria, con voglia, con forza, Volpin. Prova il suo colpo, Chiaradia, è un'uscita che lui ha, lavora molto bene di rovescio lui, ma questa volta purtroppo il rovescio finisce a rete. Diciamo che forse il suo colpo migliore è il rovescio, dritto rovescio, diamo un bel voto al rovescio, un 8. Rete, tengono giusta la posizione, Creni Greco, trova l'angolo, la appoggia, gioco intelligente e questo sembrava un definitivo, invece ancora viva la palla. Scusatemi, ma stavo vivendo il punto insieme a loro, è stato uno scambio bellissimo. Peccato per l'errore di Greco. Se fosse passata, ragazzi, sarebbe stata davvero una gran palla. Peccato. Gestiscono bene. Creni Greco. Alza il lob, Chiaradia. Sufficiente lo smash di Creni. Recupera bene Volpini, uscita di parete di Greco che colpisce Volpin. Ci sono le scuse, ovviamente non ha intenzionalmente colpito il giocatore, ma era un'uscita che così andava fatta, era in traiettoria, l'ha trovato e ha trovato il punto. Ha restituito il colpo, Chiaradia, smesciato al corpo di Creni, intenzionalmente questa volta. Hanno un conto in sospeso. Lo regoleranno al bar, probabilmente con una birretta. Si poteva dire? Colpi così obiettivamente sono difficili da recuperare. Una gran bella partita, una gran bella finale. Siamo al quinto game, 2 pari, alza il lob, Chiaradia. Di parete di Creni, si appoggia alla rete, è questione di millimetri ragazzi, non è che
Non c'è un errore nella concezione del colpo, è proprio una questione di millimetri. E vi garantisco che la palla viaggia a millimetri sopra la rete. E ribadisco che questo è indice di grande qualità di gioco. C'è replica allo smash di Greco che va a segno. Un bellissimo 15 portato a casa. C'era tutto lo spazio libero a destra, ha visto l'angolo, ha preteso la palla e l'ha portata a casa. Lob, via. Uscita di parete giusta, nella direzione giusta e va poi a cambiare lato di gioco. Giocata intelligente di Greco. Davvero dei bei passaggi. La visione di gioco è ottima. È fuori di misura la risposta di Crini, 40 pari in questo quinto game. Temperatura sale in campo, fuori dal campo. Attenzione anche, alza il lob Volpin. Vediamo come se la cava Greco, buona uscita di parete e la risposta di Volpin termina vetro. Vantaggio. Crini Greco. Consigli, suggerimenti su come gestire la battuta. Alza il lob. Non riesce a tirarla fuori dall'angolo. Matteo Greco è stato intelligente, il colpo di Chiaradia che ha lasciato morire la palla nell'angolo a destra. E ancora una volta Chiaradia gioca una palla velenosissima nell'angolo di destra di Greco. Vantaggio Chiaradia Volpin. Combattuto questo game, Annuisce Andrea Scodro. Regala il game con questo errore nella volea a rete. E c'è il break. Si portano a casa il break Chiaradia Volpin. Però belle dinamiche di gioco. Si riparte. Servizio Chiaradia, che sbaglia la prima di servizio. Il lob nell'angolo a destra, Crini e trova l'errore di Volpin. Finisce a rete con una risposta di dritto. Del 0-15. A prendere il tempo di gioco, tengono distante dalla rete. Era di Volpin, ma non è sufficiente. Pari 15. Un peccato, un peccato.
era uno smash di quelli che si rivelano un po' controproducenti, no? Perché è rimasto all'interno del campo, il rimbalzo era facilmente leggibile, la palla è tornata subito giocabile. Bella uscita di Parete di rovescio, ancora il rovescio, il colpo di Chiaradia. Bella la vibora di Crini, lo tiene nell'angolo. E intelligentemente Greco va a giocare nell'angolo opposto, trovando Volpin. Siamo a 15:40. Lo sposta nell'angolo a destra. Tengono bene la rete. Prova la griglia, Crini. Lascia andare troppo il colpo. Questo secondo set, 3 pari. La partita è ancora completamente aperta. Al servizio Greco. Non c'è dubbio. Grande scambio, gran bello scambio. L'utilizzo della parete laterale di Chiaradia in risposta intelligente. Lo smash di Greco senza pietà. Hanno gestito bene, hanno aperto un varco al centro e hanno chiuso il punto. Errore sulla risposta di Chiaradia. Buona la battuta di Greco. 30-0. Alza il lob Crini, controbalzo, non riesce a rispondere, va a punto Chiaradia, gran punto, gran punto. 30-15 al DK Padel Center di Pordenone, secondo Open dell'anno, montepremi 1.400 euro. Comunicano bene Crini Greco, danno le coordinate, neanche fosse una battaglia navale. Spara lo smash, Chiaradia e non regola la risposta, scavando la palla che purtroppo finisce a parete, quindi si chiude con punteggio di 4-3. No, perdonatemi, 40-15. Sembrava avessero chiuso il game, invece no. La rete aiuta Chiaradia a recuperare un 15 ed è un 40-30, ragazzi. L'errore di Chiaradia regala di fatto il punto che porta Crini Greco
sul punteggio di 4-3 in questo secondo set. Vicino alla parete di regia Crini Greco, che conducono 4-3. È intelligente Volpin, trova l'angolo e se la porta a casa. 15-0. Errore di Crini, se l'è trovata lì, è rimasta lì la palla. La classica situazione in cui guardi la racchetta. Perché alla fine a qualcuno devi dare la colpa, no? Veramente sto scherzando, intelligente, l'uscita di Chiara Dia che va a chiudere il punto. 40-0. 3-4. Cosa ha preso Greco, ma non ha potuto resistere al forcing di Volpin che chiude questo game 4 pari. Fretta, questa si chiama fretta alle volte. Ci coglie la voglia di chiudere prima, ma non sempre ci aiuta. Insistono su Crini, non trova l'angolo giusto. Volpin finisce in griglia, punto da Crini Greco. 15 pari, fase delicata del match sul 4 pari. Chi vince questo va sul 5 chiaramente, ma si avvicina gioco critico. Andare sul 5-4 per Crini Greco in questo momento sicuramente avrebbe un effetto psicologico importante. Vediamo se riescono a portarlo a casa. Niente, la giocata di Greco che insiste su Volpin, lo mette in difficoltà e porta a casa questo 30-15. Direbbe un mio compagno di padel, intelligenza. Non che gli altri colpi non ce l'abbiano, ma alle volte alcuni ne hanno di più. L'errore di Chiara Dia, 40-15, un'occasione per andare a chiudere un game importante per Greco e Crini. Gestione psicologica. Alza un lob che finisce a parete, Chiara Dia, e porta il punteggio sul 5-4. Diceva prima Sabina da Ponte, atleti che sono abituati a portare a termine una giornata dove si vanno a disputare 3 o 4 match. Volpin la alza, trova un bel lob Greco e purtroppo la palla rimane attaccata alla racchetta di Crini su questa uscita di parete di Chiara Dia. Primo 15 per Chiara Dia Volpin. Ha giocato al corpo e la palla è rimasta lì, punto intelligente di Crini che trova l'angolo a destra di Volpin, lo costringe a una rincorsa che termina così. Ci ha provato Crini, complimenti a entrambe.
non è riuscito a tenere la palla in gioco, però onore al merito di averci provato. C'era quasi, eh? Bel livello di padel oggi. Sapeva già che era un regalo fatto a Volpin, che ha punito con severità. Grande smash. Siamo sul 5 pari. Infinita. Questa finale è infinita. Vediamo un po'. Intelligente il colpo di Chiara Dia che va a segnare il 15. Trenta zero. Zero 30, perdonate. Alza il lob Greco. Risponde con un controlob, la vibora di Greco. Questa è difficile, è al limite. Colpisce la parete laterale il tentativo di lob di Crini. Un break point questo. Resiste alla tentazione di rompere la racchetta, ma un momento di nervoso ci sta alle volte. Ha sparato un bel proiettile Greco che costringe Chiara Dia a tenere la racchetta ferma, a provare a contenere, ma la palla resta lì. 30-40. Finisce a parete? No. E arriva il per 3 di Chiara Dia che chiude questo game. Portano a casa un break. Si riprende. Servizio Volpin che sbaglia la risposta in volée di rovescio. Primo 15 per Crini Greco. Game importante questo. Sono in vantaggio Volpin Chiara Dia. C'è il rischio concreto. Un tie break. Rimane lì la palla, non riesce a rispondere Crini.
al rovescio di Chiara Dia, pari 15. La stanchezza si fa sentire perché 1 ora e un quarto di gioco, bello intenso. Smash di Chiara Dia, non lascia spazio a risposte. 30-15. Forse con un po' di fretta Crini regala un 15, 40-15 il set point per Volpin Chiara Dia. E portano a casa il secondo set Volpin e Chiara Dia. Siamo ripartiti in questo terzo set che decreterà il vincitore, la coppia vincitrice della DK Padel Center Open di questo luglio. In questo momento il punteggio è sul 40-0 per Volpin Chiara Dia. Alza un lob cattivissimo, fastidiosissimo Chiara Dia nell'angolo a sinistra di Crini. Cosa ha tirato fuori Volpin? Che riflessi! E c'è l'errore di misura di Greco che finisce a parete il primo game. E apriamo il secondo game con al servizio Chiara Dia. Che trova il punto perché non riesce a toccare la palla Greco su questo smash violento. Lob Crini, libera di Chiara Dia. Apre un po' il campo Crini, ma copre bene il centro Volpin. Vediamo se è battezzato o no, ma nonostante l'errore di calcolo nello smash, Greco non riesce a rimettere la palla di qua del campo. Ed è 30-0. Sono anche degli amici a quattro zampe che sono venuti a fare il tifo per i giocatori. 40-0. Probabilmente un leggero calo di tensione per Crini Greco. Cosa stanno combinando? Grande padel e grande uscita di dritto di Chiara Dia, che trova lo spazio libero alla sinistra di Crini per un punto che porta al 2-0. Struttura del Dica che è aperta da poco più di un anno, poco meno forse. Ha già ospitato 2 Open, questo è ovviamente il secondo. Il primo si è disputato a febbraio
questo secondo propone un montepremi di 1.400 euro, un buon montepremi per una di queste due coppie che tra qualche minuto, non sappiamo quanti, si porterà a casa il trofeo. In ogni caso possiamo dire che qui oggi abbiamo assistito a dei match di ottimo livello. Non riesce a prendere la palla Volpin. E 30-0 per Greco Crini. Non lascia repliche questa volée smorzata di Crini, bellissima, si spegne qualche centimetro dopo la riga. Dovreste vedere le facce che abbiamo io e Andrea Scodro quando vediamo certi punti. Tanto un momento di leggerezza. Riprendiamo il gioco. Che dire, non c'è replica per 3 di Chiara Dia, unisce. Uno dei pochi controparete che ho visto oggi. Questo è un po' per quelli che invece sono di fatto degli amanti del controparete. In realtà è un colpo che va giocato quasi mai, ma la mano, il polso di Crini merita un applauso. Cosa c'è in quel polso? La sensibilità estrema di saper mettere la palla così. Permettetemi di dire che cosa ha preso Volpin. Al corpo. Vabbè, bel padel. E comunque grande sportività tra i giocatori. Grande rispetto anche. Ah, peccato Greco, la stava scavando giusta. L'uscita di parete di Volpin al centro si è rivelata più insidiosa di quanto potesse immaginare. La violenza del colpo portato a chiudere male. 40-30. Mi sembra di aver riconosciuto il rovescio di Chiara Dia. Mi sembra di averlo riconosciuto. L'ha ritrovato. Scambi intensi. Mamma mia che punto, bravo Crini, complimenti ragazzi. Ha chiuso uno scambio lunghissimo con intelligenza. È morta lì. Vantaggio Crini Greco.
Rovescia due mani di Greco, un bel colpo. Io ve lo dico, alla fine di questo punto scatterà un applauso bello forte, secondo me, anche se acciccato. Chiara Dia. Scambio assurdo. Scambio assurdo. C'è una tensione molto alta, come è normale che sia, su due pari. Recuperano il break e va al servizio greco. Ah, scusa. Fuori. Palla è uscita. Servizio sempre greco. 2 o 3 volte è già successa questa situazione un po' delicata. Ma la cichita di Greco porta al 3-2. Lo trovate su YouTube. Mandate il link. Copia e incolla. Lo mandate agli amici. E chissà, un domani, se parteciperete ad un Open, magari anche voi sarete ripresi durante una semifinale, un quarto, una finale. E a quel punto il gioco è fatto. La vostra carriera nel padel vuol dire che è arrivata ad un buon punto, perché se sapete giocare a questo livello, come quello che stiamo guardando e al quale stiamo assistendo oggi, è già un gran bel livello. Seconda fascia alta, giusto per quelli che si stanno domandando quale sia il livello dei giocatori in campo. Non siamo ancora a livello di prima fascia, ma tre due, 30-15 per Chiara Volpin. Non ce la fa. Questa volta Alessandro Volpin non riesce a recuperare. 30 pari. Alza il lob greco. Libero di Volpin. Cerca il centro in velocità greco e la risposta di Chiara Dia finisce a rete. Il punteggio è di 30-40. Si colpisce purtroppo Crini, peccato, davvero peccato. Tutto bene, però nel tentativo di recuperare la palla si colpisce.
Segnalano dalla regia che abbiamo superato l'ora e mezza di gioco in questa finale. Vuol dire che il dispendio è importante. Vantaggio chiaro di Avelpin. Regala la chiusura del game sul 3 pari. Si riequilibra la situazione. È una finale che non lascia spazio a margini. 3 pari così. Ardore è un termine quasi ottocentesco, ma ci calza a pennello per descrivere il livello di passione con cui questi ragazzi si stanno dando battaglia. Il punteggio è di 15 pari. Bravo Chiara Dia a recuperare questa palla che era obiettivamente difficile. Bei colpi. Ogni tanto perdo la formalità e i formalismi perché mi lascio trasportare dal gioco, ma penso che me lo possiate perdonare, anche perché oggi fa caldo. 30-15. Crimi Greco. Che peccato ragazzi, uno scambio bellissimo, bravissimi tutti. 30 pari. Fuori la prima di servizio di Crini. La palla resta lì. La cosa assurda è che il numero di
scambi è aumentato proprio nel momento in cui è aumentata la stanchezza, no? Il primo 15 è di Greco. L'ha calibrata male, ma è ancora in gioco. Tocca il soffitto, quindi il punto non è valido. Lo colpisce. Tira via Volpin, 40 pari. Game? Chiedo scusa. E allora siamo sul 5-3. Errore di Volpin. Mi sono perso un punto. L'errore di Chiaradia. È intelligente Volpin che qui trova l'angolo del 15-30. Parete di Volpin. Violenta la risposta di diritto di Chiaradia. 40-30. Errore di Chiaradia, regala il game.
punteggio è 15 pari. Trova l'errore di Greco. Servizio Chiaradia. Un altro errore. E c'è il match point. Finisce a parete la finale di questo Dica Open 25 che la giudicano Riccardo Chiaradia, Alessandro Volpin con punteggio di 2-1. Una partita bellissima che è durata quasi 1 ora e 50. Abbiamo visto un livello di padel alto, molto alto, bei colpi, una finale combattutissima. Complimenti agli atleti, davvero complimenti. È arrivato il momento dei ringraziamenti. Ringraziamo chiaramente Dica Padel Club, ringraziamo Padel Base TV, Andrea Scodro, gli sponsor che hanno reso possibile questo evento: Nucleon, Abby Schmidt, San Marco Catering. Ringraziamo il direttore del torneo, Sabina Da Ponte. Ringraziamo Daniel Lillus, che in questo momento è in campo con Sabina, che sta preparando il necessario per la premiazione. E ovviamente un ringraziamento va fatto all'ufficiale di gara, giudice arbitro Chiara Cusin, anche lei in campo in questo momento. I complimenti vanno ad Andrea Scodro, commento tecnico di Giovanni Di Grazia. Ragazzi, un pomeriggio caldo, ma abbiamo visto grande padel, ottimo padel. E appuntamento alla prossima diretta live streaming da Padel Base TV. Ragazzi, è stato un piacere. Alla prossima. Ciao.